Bentornati su questo canale. Oggi andiamo a vedere velocemente che cosa è successo nella amichevole precampionato del Cagliari contro il Como. Una partita diciamo classica di luglio, squadre molto pesanti che fanno tanti errori in fase di impostazione, perché ovviamente si sta cercando di assimilare gli schemi e di far inserire i nuovi giocatori dentro gli schemi, come può essere per il Como, di far inserire i nuovi giocatori negli schemi della squadra, mentre per quanto riguarda il Cagliari assimilare i nuovi schemi portati da Davide Nicola. Partita che è finita sul 3-1 per il Como, risultato che però non, almeno personalmente dico, non preoccupa più di tanto. Perché intanto i movimenti dei giocatori del Cagliari sono ben diversi da quelli che venivano effettuati con Ranieri, quindi la squadra sta ancora cercando di assimilare al meglio i movimenti. Assenze importanti nel Cagliari? Assolutamente sì, almeno una per reparto, perché Mina per la difesa, Marin per il centrocampo, la Padula per l'attacco. Insomma, un interprete per ruolo decisamente importante che è mancato alla squadra in questo amichevole. Intanto il Cagliari ha iniziato la partita schierando un 3-4-2-1 con Scuffetti in porta, Azidiakos al centro della difesa con Luperto da un lato e dall'altro lato Zappa. Centrocampo a 4 con Zortea sull'out di destra, De Iola e Macumbu centrali, e sulla sinistra invece Augello. Felice e Luvumbo fanno i due trequartisti dietro l'unica punta che è Pavoletti. Il Como si è schierato con un 4-4-2, con ovviamente Goldaniga e Dossena a coppia di centrali, Baselli al centro del centrocampo. Ci sono abbastanza ex Cagliari in questo Como. Che cosa si può notare? Intanto io ho segnato un po' le azioni salienti che dovreste vedere intanto scorrere su qua, se non sbaglio. Al sesto minuto già primo, diciamo, le prime imbucate. Infatti Macumbu recupera palla e imbuca per Tito Luvumbo che non riesce a crossare, palla che finisce sul fondo. Stessa cosa con Zortea che al settimo minuto, cambio gioco di Luperto, cosa che abbiamo visto fare molto spesso durante la partita, i cambi gioco dalla difesa o dal centrocampo, sempre prima della linea di centrocampo in fase di impostazione, il cambio gioco sul braccetto opposto, cosa che abbiamo visto fare spesso sia da Luperto sia da De Iola. Dicevamo al settimo minuto Zortea per Luvumbo che mette dentro, Pavoletti perde l'attimo e non riesce a girare in rete. Al nono minuto incursione di Belotti che viene atterrato al limite, sulla punizione tira Baselli, palla alta. Cagliari che durante tutta la partita, adesso io l'ho segnato al decimo minuto, però durante tutta la partita è un Cagliari che tende molto a verticalizzare in fretta. Al dodicesimo minuto va in vantaggio il Como su un errore di Macumbu che perde palla, perde palla sulla tre quarti offensiva del Como, quindi davanti alla difesa, perde palla che finisce sui piedi di Cutrone che avanza, si porta al limite dell'area e all'angolo destro di Scuffet conclude per l'1-0. Al tredicesimo minuto un passaggio diciamo sbagliato da Zortea che ho segnato perché effettivamente era un'azione che poteva essere costruita in modo differente. Penso che Nicola abbia fatto notare a Zortea l'errore in questa situazione. Al diciassettesimo c'è un'azione costruita abbastanza bene, direi, dal Cagliari con la palla che però poi si spegne sull'out di sinistra. Stessa cosa poi sugli sviluppi al diciottesimo, Cagliari ancora pericoloso ma non riesce a concludere. Ed è una cosa che vedremo durante tutta la partita, Cagliari che non riesce a concludere a rete. Al diciannovesimo minuto Felici si libera sulla tre quarti, palla dentro per Pavoletti che però è in fuorigioco. Al ventesimo minuto il Cagliari inizia ad alzare un po' più il pressing,
che porta al 21esimo minuto al 2-0 del Como. Palla dentro di Strefezza, Belotti scappa alle spalle della difesa e supera Scuffet col 2-0. 3 minuti dopo Felici scappa sulla sinistra, fa 2 bei dribbling, entra in area e viene poi il suo cross viene poi spedito in calcio d'angolo. Sugli sviluppi stacca Luperto, palla che finisce alta. Al 30esimo Reina ci regala una palla per dimezzare lo svantaggio, ma Deiola conclude sul difensore del Como e poi sull'angolo cross di Felici, che ha un piede abbastanza educato, vedendo da come ha battuto gli angoli, e Dossen anticipa Deiola davanti a Reina. L'angolo successivo si spegne in un nulla di fatto. Caratterizzante della partita il vento forte, che al primo tempo ha soffiato contro il Cagliari e al secondo tempo poi ha soffiato a favore del Cagliari, vento che comunque modifica la traiettoria del pallone e non poco. Da qui anche comunque la difficoltà del Cagliari ad uscire nel primo tempo, perché i lanci lunghi e i cambi di gioco a palla alta ci sono molto in questo Cagliari. Quindi con le traiettorie che vengono modificate dal vento, la manovra ne subisce un po' le conseguenze. Intanto possiamo anche vedere il pressing alto del Cagliari con 5 giocatori e sulla costruzione del Como Augello dalla sinistra si sposta sulla destra a seguire il mediano di impostazione del Como, e con Zappa che da la destra si butta verso il centro dell'area. Infatti poi sugli sviluppi Augello recupera palla e sugli sviluppi la palla arriva proprio a Zappa al centro dell'area, che poi non riesce a girarsi e concludere. Al 38esimo Luperto la sventaglia verso Pavoletti, che ovviamente fa le sponde, è lì per fare quello, riesce a fare la sponda per Felici che al limite dell'area controlla ma non riesce a concludere. Al 40esimo c'è un altro calcio d'angolo per il Cagliari con Luperto che stacca, ma la palla stavolta finisce a lato. Al 45esimo poi guadagna una posizione Felici, se non sbaglio, va Augello con un cross tagliato che passa davanti a Reina. Sul secondo palo si crea una piccola mischia in cui Deiola riesce a concludere per il 2-1. I migliori sicuramente di questo primo tempo sono Deiola, che comunque ha lottato tanto sui palloni, ha messo tanta intensità e ha trovato anche il gol, e un altro molto molto positivo è stato Felici, che comunque quando accelera riesce sempre a creare scompiglio sulla sinistra. Stessa cosa per quanto riguarda il ripiego, perché Felici riesce anche a ripiegare portandosi al centro del campo in modo molto efficace. Quindi finisce il primo tempo sul 2-1, il Cagliari rientra in campo rivoluzionato, cambia anche modulo perché passa a un 4-4-2 momentaneo, perché entrano comunque Radunovic al posto di Scuffet. Poi la difesa è composta a 4 da Azidiakos e Luperto che rimangono in campo, e Augello sulla sinistra. Viene cambiato il centrale di difesa che è Vitesca. Il centrocampo a 4 con Azzi sulla destra, Adoppo e Prati centrali, Luvumbo sulla sinistra, con direi più che 4-4-2, 4-4-1-1 perché c'è Viola dietro Piccoli. Al secondo minuto subito Luvumbo va sul fondo, riesce a crossare ma blocca Reina. Un'altra cosa da notare di questo secondo tempo sono i pressing dei due terzini, che viene portato addirittura sui centrali di difesa del Como in fase di impostazione. Infatti Azidiakos e Augello sono andati al limite dell'area del Como a pressare l'impostazione, a chiudere l'impostazione dei centrali di difesa. Poi sempre al quarto minuto circa c'è una punizione dal limite per un fallo su Prati, Viola calcia di potenza, la palla finisce sulla barriera. È un pressing abbastanza molto più efficace nei primi minuti del secondo tempo, con l'unico diciamo che è un po' spaesato e non riesce a trovarsi bene in campo è Adoppo, ma è una cosa momentanea e dopo vedremo che Adoppo riuscirà a trovare la sua quadra sul campo. Poi vediamo un po'.
Il secondo tempo prosegue. Al 10° minuto, infatti, proprio a dopo, mette una bella palla per Azzi sulla destra. Il controllo è un po' difettoso, infatti Azzi poi la taglierà per Hatzidakos, che poi trovandosi chiuso la riscaricherà su Azzi per andare al cross, che però lo sbaglia e la palla finisce fuori. Al 13° Luperto lancia in profondità una palla anche sospinta molto dal vento, che porta Zitu Luvumbo all'1 contro 1 contro Reina. Luvumbo si allarga col pallone che scappa in una maniera impressionante, un vento deve essere stato abbastanza forte, se la porta sul destro, tira ma Reina riesce a respingere, poi Luvumbo riesce a rientrare in possesso del pallone, crossa, Piccoli di testa a colpo sicuro, viene però fermato sulla linea, la palla viene poi fermata sulla linea e respinta, con Azzi che poi arriva, con la palla che poi arriva da Azzi, che sul cross guadagna un calcio d'angolo. Sul calcio d'angolo poi niente di fatto. Al 16° c'è di nuovo il cambio di formazione, con il Cagliari che torna al 3-4-2-1, con intanto entrano Di Pardo, Veroli, Mutandoa e Catenà, ed escono Luperto, Augello, Luvumbo e Hatzidakos, i 4 che erano in campo dal primo minuto. Il Cagliari viene ridisegnato con Radunovic, Catenà, Vitesca e Veroli sulla linea difensiva, Di Pardo sulla destra, Adoppo e Prati ancora centrali, Azzi che viene spostato sulla sinistra, Viola e Mutandoa dietro Roberto Piccoli. Sino al 23° diciamo non succede granché, molti errori di impostazione, qualche fallo, diciamo una fase un po' piatta della partita, sino al 25° quando dopo si accentra, scarica su Viola che si gira, scarica su Azzi che crossa, palla che finisce in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del calcio d'angolo il Cagliari guadagna una rimessa laterale. Al 26° un minuto dopo un inserimento di Di Pardo che riesce a dribblare e fuggire sulla destra, che è effettivamente quello che gli ha chiesto Nicola di fare, fugge sulla destra Di Pardo, riesce a crossare, Azzi viene anticipato da un difensore che la alza, la palla arriva nei pressi di Viola che la cicca e non riesce a concludere a rete. Un minuto dopo subiamo il 3-1 per un errore di Catenà, con un retropassaggio killer. La palla viene, nonostante il tentativo di Veroli di recuperarla, la palla arriva a Gioacchini che tira, Radunovic riesce a respingere, ma respinge sui piedi di Gabrielloni che dal limite dell'area infila il 3-1. Nonostante comunque questo errore di impostazione, il Cagliari continua a giocare. Al 27° infatti Prati mette un pallone delizioso per Piccoli in profondità, palla che viene agganciata all'ultimo istante proprio da un difensore del Como che la spedisce in fallo laterale. Il Cagliari manovra molto bene con il vento a favore, l'azione è molto più fluida, come comunque è logico che sia. Un secondo tempo in cui il Cagliari tra l'altro ha prevalentemente attaccato, l'unica azione che ha fatto il Como è stata l'azione del gol sull'errore di Catenà. Al 34°, sino al 34° non succede quasi niente, quando a dopo si sposta sulla sinistra e scambia con Azzi, riesce ad alimentare un po' l'azione, entra di prepotenza in area, poi scarica su Prati al limite dell'area che conclude, ma la palla finisce alla sinistra, cioè alla destra di Reina. Al 42° c'è un altro spunto di Di Pardo, poi la partita scivola fino al fischio finale che arriva anche con qualche secondo d'anticipo, 44 e 50 secondi. Cosa dire di questo Cagliari? Sinceramente mi aspettavo molto molto peggio, anche se c'è da dire che hanno giocato un tempo cioè il Cagliari ha giocato con due squadre, un tempo per squadra. Mi aspettavo molto peggio, sinceramente. Mi aspettavo un Como molto più predominante, un Como molto più padrone del campo. Invece il Cagliari è riuscito a imporsi molto bene, nonostante sia veramente sia visto il Cagliari abbastanza appesantito dai carichi di lavoro di Nicola.
e con degli schemi non ancora perfettamente entrati nelle corde dei giocatori. Quindi mi sento di dire che possa essere un Cagliari con ampi margini di miglioramento. Si farà poi il confronto con la prossima partita contro il Catanzaro, nella prossima amichevole del 30, ma comunque un incontro che è stato positivo perché ha dato comunque delle buone indicazioni su quello che può essere sistemato della squadra, anche se c'è da dire che gli errori, più che errori di movimenti o errori di schemi, sono stati più gli errori tecnici a farla da padrone in questa sconfitta, che comunque è finita 3-1 la partita, però in questa sconfitta a farla da padrone, più che errori di schemi o di squadra, sono stati errori individuali, errori tecnici individuali. Quindi direi, nonostante il punteggio, una prova positiva del Cagliari, con sicuramente i migliori di Pardo, a dopo che ha preso sempre più posizione, cioè è andato in crescendo dopo i primi 10 minuti in cui era spaesato, è andato in crescendo e si è gradualmente imposto sul centrocampo del Cagliari, con pratiche ha avuto più a dopo ha avuto molti più un compito di inserimenti e di costruzione sulla parte offensiva, mentre Prati ha avuto molto più compito di impostare dal basso e lanciare e contenere. Anche Azzi, nonostante comunque sappiamo che tecnicamente ha alcune doti che possono essere interessanti, però gli manca sempre quel qualcosa in più che che ti fa dire che è un buon giocatore. Però sicuramente con la difesa a 3, lui che fa il quarto di sinistra o il quinto, molto più tranquillo nelle giocate, anche nello spingersi avanti, non avendo ruoli fondamentali di copertura. Sicuramente molto positiva la prova di Di Pardo. Augello sempre molto, è sempre un 6,5 Augello, perché ti fa quella cosa in più, però poi magari ti fa quell'errore che ti lascia un po' interdetto. Vitesca sempre tanta personalità, ma molto meglio Azidiakos. Luperto si è fatto vedere molto bene, con tanta grinta e tanta personalità anche lui. Piccoli un po' lontano dal gioco, ma ha provato un po' a fare quello che fa Pavoletti, cioè tenere palla, inserirsi, colpire di testa, che dovrebbero essere i suoi colpi migliori. Viola, che ogni tanto comunque riesce ancora a riesce a divincolarsi, a creare qualcosa. Per il resto una prova tutto sommato discreta, contando che comunque siamo a luglio e la squadra è appesantita, come lo può essere anche il Como, ma i carichi di lavoro di Nicola penso siano leggermente più intensi. Quindi per il momento direi una prova positiva. E vi chiedo a voi che avete visto la partita, chi sono stati chi è stato secondo voi il migliore in campo per il primo e il migliore in campo per il secondo tempo. Io vi dico i miei, che sono Felici per il primo tempo e Di Pardo per il secondo. Ditemi voi, per chi ha visto la partita, ditemi chi sono stati i migliori in campo secondo voi. Quindi noi ci salutiamo, ci vediamo poi prossimamente con la prossima amichevole, sicuramente con il Catanzaro. Il punto sul mercato di martedì è Cagliari Calciastori, che questa settimana salta e passa a domenica prossima, sperando di riuscire a far uscire per domenica prossima. Quindi io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e ci vediamo martedì. Ciao!